Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Il GIP del Tribunale di Messina ha disposto la custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di 10 soggetti facenti parte a vario titolo di un'associazione a delinquere dedita in maniera sistematica e organizzata al traffico e alla gestione abusiva, cioè la raccolta, il trasporto, lo sversamento e l'occultamento di ingenti quantitativi di rifiuti speciali. Disposto, oltre al sequestro preventivo di mezzi e complessi aziendali per un valore di oltre 2 milioni di euro, l'esecuzione di 15 misure interdittive del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale nei confronti di altrettanti noti titolari di ditte, rappresentanti di società operanti nel settore dell'edilizia, clienti dell'organizzazione criminale. I carabinieri della compagnia di Modica hanno arrestato 7 persone ritenute responsabili di aver messo in piedi una casa dello spaccio a conduzione familiare a Pozzallo, nel Ragusano. Per 5 degli indagati è stata disposta l'applicazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, per uno l'obbligo di dimora nel comune di residenza e per una minorenne il collocamento in comunità. 3 le donne coinvolte nell'organizzazione. L'indagine, denominata The Family, ha consentito di documentare circa 3.000 cessioni di droghe pesanti anche a minorenni nell'arco di pochissimi mesi tra maggio e luglio dell'anno scorso. E un'altra operazione antidroga condotta dai carabinieri della stazione di Gran Michele che ha portato all'arresto di un 29enne di Palagonia nel Catanese, colto in flagranza di reato di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno scoperto che il 29enne, già coinvolto in pregresse vicende giudiziarie a seguito delle quali era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, nelle ore del giorno in cui era stato autorizzato dal giudice a recarsi a lavorare nelle campagne di Mineo, si dedicava invece alla coltivazione di marijuana. 2 infortuni sul lavoro in provincia di Agrigento, vittime una donna di 50 anni di Palma di Montechiaro e un 30enne di Licata. La donna, dipendente di un'impresa di pulizie, sarebbe rimasta ferita dopo essere scivolata sul pavimento. A causa di quanto accaduto avrebbe riportato la frattura di una vertebra. Serie invece le condizioni del giovane operaio licatese che sarebbe caduto mentre organizzava della merce di un magazzino dell'azienda ittica dove prestava servizio. Il 30enne avrebbe riportato diverse fratture ad una gamba e a un piede. Entrambi sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 14. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.